Ciao a tutti, oggi siamo a Follina, località Pedeguarda, più precisamente in via Marzolle, e vi porteremo alla scoperta di un luogo magico che si dice essere infestato o essere quantomeno stato infestato da una strega addirittura. Per il momento posso assicurarvi che infestato lo è davvero, ma dalle zanzare. Comunque magari proseguendo troveremo anche qualche traccia di questa strega. A fra poco. Per raggiungerla occorre percorrere 62 gradini che poi mettono in un sentiero che attraversa un tratto di bosco e poi prosegue sempre più ripido e un pochettino, devo ammettere, scivoloso, e arriva alla grotta, perché altro non si tratta di una magnifica grotta che qui ancora non si vede, una grotta risalente a 7 milioni di anni fa e che è sede, nonché ambientazione, di una leggenda che risale almeno al 1600 e che dal 1600 è proseguita fino al 1900. Il luogo magico è lassù, dove si comincia a intravedere un po' di fosco, un po' di buio, un po' di nero fra le rocce, e quando raggiungeremo la sommità scoprirete perché questo luogo è così magico. Qui nel luogo magico di Follina, e non solo di Follina, perché è un luogo noto anche in altre zone della Pedemontana, trevigiana e veneta, è una grotta, lo si vede, salta agli occhi, ma non è una grotta qualsiasi, almeno da 3 punti di vista. Il primo punto di vista è l'interesse geologico che ricopre. Infatti vi è una porzione, cioè sembra divisa in due, vi è una porzione in conglomerato naturale e lo si distingue perché è friabile, è composto da tanti piccoli sassi, da un'amalgama di sassolini, pietruzze e sabbia, vedete che non dà proprio l'idea di conglomerato naturale, e dall'altra parte invece, e proprio sembra esserci una netta divisione anche nella grotta stessa, dall'altra parte notate una roccia molto più solida, più robusta, vi dà proprio l'idea di stabilità. Ecco, quello è il conglomerato arenaceo, più resistente e particolarmente adatto alla funzione che ha ricoperto per secoli, che è quella di aver dato modo agli abitanti del posto e alla Serenissima Repubblica di Venezia, che era proprietaria di questa cava, di questa grotta, di ricavarne macine da mulino. Infatti potete vedere le forme circolari e semicircolari. Non sono altro che i negativi, per così dire, delle macine da mulino che la Serenissima poi avrebbe distribuito lungo tutto il suo territorio, per tutto il suo territorio. Altro punto di forza di questa cava, di questa grotta, è il fatto che costituisca un luogo di assoluto interesse archeologico dal punto di vista dell'archeologia industriale, anche perché è una delle rare cave a sviluppo verticale, ossia i lavoratori, gli operai, gli scalpellini, perché di scalpellini si trattava, che lavoravano con strumenti piccolini, addirittura col martello, cominciavano a lavorare dall'alto, cioè ricavavano le macine a partire dall'alto per poi scendere verso il basso, servendosi di altissime scale, quindi anche in condizioni, insomma, lavorative non proprio felicissime. Di solito le cave non hanno sviluppo verticale, ma questa sì. Terzo e ultimo punto che rende questa grotta spettacolare è la leggenda che la riguarda, e anche il punto che ho lasciato per ultimo, proprio per questo aspetto un po' folcloristico. La leggenda vuole che qui si trovasse risposta facile a una domanda molto scomoda. Ed è una domanda che imbarazza moltissimi genitori da tempo immemore. C'è tuo figlio che ti chiede: mamma, papà, io come sono nato? Come nascono i bambini? È una domanda che, ripeto, imbarazza molti genitori anche adesso, figuriamoci nel 1600. C'era già la leggenda, c'era già la cava, nel 1700, 1800, 1900, quando è stata dismessa. Non si sa bene se per guerre, le 2 guerre mondiali, oppure
per una forte carestia, per una drammatica carestia. Come nascono i bambini? Ci siamo inventati di tutto per non rispondere alla domanda. Ci siamo inventati, come abbiamo fatto non lo so, che i bambini li porta la cicogna. E in Dumbo, per esempio, vedete questa cicogna che porta l'elefantino e che porta i cuccioli, gli animaletti. Fantasia ci vuole per evitare questa domanda, perfino alle cicogne siamo ricorsi. Oppure i cavoli. I bambini nascono sotto i cavoli. E allora Miracolo a Milano, un film straordinario, vi inizia con un bambino che viene trovato da un'anziana signora sotto un cavolo. Perché non inventarsi altro? Ci eravamo già inventati questo. E allora qui, a Follina, ci siamo inventati, con una discreta dose di fantasia, che qui c'era una strega, quindi la leggenda è molto più complessa rispetto alla cicogna, rispetto al cavolo, cioè più affascinante, ha più senso anche. Adesso ve la racconto. Mamma, come nascono i bambini? Beh, figliolo, i bambini li si compra a Follina. Io ti ho comprato qui dove sei nato, a Follina. Dove mi hai comprato? Alla cava delle macine. Perché? Ma mi hai comprato? Ma chi mi ha venduto? Una strega. Una strega. E si può vedere? No, è una strega. È cattiva, è malvagia. Mamma, raccontami, cos'è successo? E allora ci si raccontava un po' questo, si raccontava ai bambini la storia seguente. Quando una donna desiderava un figlio, doveva per 9 mesi accumulare delle ricchezze da dare poi alla strega che abitava qui, all'interno di questa cava. Dove le poteva mettere? Doveva lavorare, ma tutto quello che trovava di prezioso lo doveva accumulare. Lo metteva nella veste, formando una pancia sempre più grossa. E per 9 mesi, di solito il tempo era dai 7 ai 9 mesi, poi la donna non ce la faceva più a camminare. Per 7, 8, 9 mesi, soprattutto 9, la donna doveva accumulare queste ricchezze finché poi la veste, dipende anche dalla stazza della donna, la veste cominciava a non tenere più le monete, le ricchezze, i soldi. Allora, quando ormai per 9 mesi circa si erano accumulate ricchezze, questa veste si era fatta sempre più panciuta, ed ecco qui spiegata la gestazione ai bambini, la donna con molta fatica percorreva il sentiero ripidissimo che abbiamo percorso anche noi e si calava giù con altrettanta fatica fino ad arrivare dove c'era la strega, laggiù. E lì lasciava andare tutte le ricchezze ai piedi dell'anziana signora che se le prendeva. Prendeva le ricchezze, le spostava, le portava dentro in caverna. La donna, la mamma restava, la futura mamma, ormai neomamma, restava fuori, non poteva entrare. E la strega ne usciva presto con un fagottino in braccio che consegnava alla mamma. La giovane donna, non poteva aprire questo fagotto di foglie di zucca e vedere se il bambino era un maschietto, spiare se era una femminuccia, se era sano, se era malato, se era uno o se erano due o se erano anche tre, insomma, parto gemellare rarissimo ma possibile. Non sapeva niente, c'era sto fagotto che piangeva, ma non si sapeva nulla e non poteva chiederlo alla vecchia, pena maledizione. Doveva andar via il più velocemente possibile. E così succedeva nella leggenda. Sai, io t'ho portato via, non sapevo se tu eri un maschietto, eri una femminuccia. T'ho portato via, ti ho guardato e per fortuna la signora mi ha dato te, che sei sano. Spiegazione anche per appunto uno, due, maschio o femmina. Come si fa? La strega che decide. In base a cosa? Come le gira. Come le gira. E anche in base alle ricchezze, se le piacciono o se non le piacciono. Si poteva poi tornare dalla strega? No, assolutamente no, pena la morte o la maledizione. Non ci si poteva avvicinare se non per comprare un bambino. Questa leggenda, a cui non credo assolutamente, però che è divertente, che spiega anche la gestazione, non solo come nascono i bambini, spiega anche perché la mamma ha la pancia e spiega anche un'altra cosa che stavo dimenticando, cioè dopo aver contrattato, aver comprato, aver visto la vecchia, la strega, la giovane mamma perdeva tutte le sue energie, cioè le mancavano le forze, quindi era costretta, dopo aver comprato il bambino,
a starsene a letto per 3, 4, 5 giorni. E si spiegava anche il periodo immediatamente successivo al parto, la stanchezza della mamma. Perché quella ha partorito e sta a letto? È perché la strega le ha risucchiato tutta l'energia vitale. È una leggenda intelligente a modo suo e molto articolata. Bene, si dice che la strega abiti lì, c'è ancora, spero non si offenda, non ti credo, comunque vabbè, pazienza. Ripeto, nessuno poteva avvicinarsi se non per comprare un bambino, poteva farlo solo una giovane donna, una donna che desiderasse un figlio. Uomini no, gli uomini lavoravano di giorno, ma la strega era operativa di notte, di giorno non si faceva vedere. Bambini assolutamente no, se li teneva altrimenti, non tornavano più a casa. Si dice che la strega potesse anche trasformarsi in gufo e in un articolo sul quale mi sono documentata, che è un bellissimo articolo ricco di informazioni, che vi consiglio, che è La buca magica delle ruote di Giovanni Carraro, comparso sul Gazzettino il 18 agosto del 2019, c'è scritto proprio che ancora nel 2019 lassù nidificavano di fatto i gufi. Ora non si vede, però c'è nidi di gufo scritto nell'articolo. Un altro spunto interessante che ha permesso la mia documentazione, fra gli altri, è un bel video girato da una certa Cristina del blog UNESCO con Cristina. Quindi vi consiglio anche il video sulla Busa Scalona di UNESCO con Cristina, perché questo posto, oltre a chiamarsi l'antro della strega, si chiama anche, più propriamente dovrei dire Busa Scalona. Busa perché è un buco e Scalona perché le scale usate dagli operai per ricavare le macine da mulino erano altissime. Adesso noi ci caleremo all'interno della grotta per farvi vedere le sue dimensioni, perché non si colgono bene stando qui. Cioè sembra piccolina rispetto a quanto è grande. E per darvi la proporzione, per farvi vedere quanto enorme è questo posto, non mi resta altro che calarmi giù. E adesso lo farò. Proviamo a calarci giù senza andare dritti a paperissima. Impresa assai complessa. E mo facciamo così, ci lasciamo scivolare. Immagina tu stia ridendo e fai bene. Opla. Ma non va così male. E intanto dovreste cominciare piano piano ad avere un'idea delle proporzioni. Proviamo ad addentrarci ancora facendo attenzione. Che lontano che sei. Vabbè, puoi chiudere, poi vado direttamente lì. Ok, eccoci all'interno. Non so se mi si vede. Fammi un segnale di fumo, mi vedi? Benissimo, sì. Questa è la proporzione. E questa è la cava. È enorme, enorme. Non vedo streghe. Però, e non l'ho portata io, è abbastanza inquietante questa cosa. C'è una piuma probabilmente di un rapace, ma non sono sicura che sia un gufo, probabilmente è una poiana, ne girano tante da queste parti, però per i bambini sono abbastanza affascinante come cosa. Una piuma che lascio dove l'ho trovato, anche perché non saprei cosa farmene, e poi non vorrei mai incorrere nelle ire funeste
della strega malvagia, della Busa Scalona. Io adesso tento di tornare su e da qui, da questa avventura, vi saluto ricordandovi che in Veneto, per dire che una donna ha partorito, si dice ancora e agà comprà un puteo, un tosatello, un tosato, ecco, un figlio, un puteo. Agà comprà un puteo. È interessante perché qui i neonati, i bambini, si compravano davvero, o quasi. Ciao, grazie. Figaro. Essere infestato. Infestato, no? Perché?